Amiche e amici di Volano Volley Channel, vi diamo il benvenuto alla nona giornata del campionato regionale Serie C. All'Arena Biancorosso si giocherà la nona giornata che vede al confronto la Capri Club Volano Volley e l'UEF Lavis Cazza di Trento. A dichiarare l'incontro il signor Fabio Ladri di Trento. Tra pochi minuti inizierà la partita, tutti voi vi auguriamo un buon divertimento. Serie C. La prima palla sarà nelle mani del Volano Volley. Il primo servizio della partita sarà affidato nelle mani della numero 8 Giulia De Monti. Per il Lavis che si aggiudica il primo punto 1-0. Al servizio si prepara Erika Mascotti. Monster Pop, Monster Pop, Monster, Monster, Monster Pop. Ha servito la capitana Martina Castanelli. Due a uno il punteggio. Angelica Pedrotti al servizio per la Lavis. Bravo il punteggio. Il servizio ancora per la Lavis Angelica Pedrotti.
punteggio. Sofia Zadra al servizio per la Viz. Buon al servizio, vale 3-4. Daniela Salvati al servizio per la Capi Group Volano Volley. Punteggio. Nicole Preti al servizio per US Lavis, Campo di Trento. Serve punteggio. Time out per il Capi Group chiesto da coach Bremilla. Il quadro è stato rientrato in campo, il punteggio è 6-3 a favore della Viz. Nicole Preti al servizio per la Viz. Valens, 7-3 punteggio. Ancora Nicole Preti al servizio. Vale 4-7. Giorgio Bonomi al servizio per la Capi Group Volano Volley. Attacco out e arriva il quinto punto per la Capi Group Volano Volley. Ancora il servizio per il Capi Group Volano Volley, Giorgia Bonomi, numero 17. Giorgia Bonomi, 6-7 punteggio. Ancora la numero 17 Giorgia Bonomi, battuta per la Capi Group Volano Volley. Servizio out, 8-6 punteggio. Il punteggio. Ancora
ancora Caterina Pissini al servizio per la Vis. Allora il servizio, 7-9 il punteggio. Elisa Castanelli al servizio del Volano Volley. Punteggio. Maria Razzi al servizio. Un 17 punteggio. Cambio per il Volano Volley. Esce dal numero 17 Giorgio Bonomi e entra al suo posto del numero 12 Margaret Lane. Il 17 punteggio. Secondo time out discrezionale richiesto da coach Brembina per il Volano Volley. Le squadre stanno rientrando in campo, 12 per la Vis, 7 per Volano Volley. Maria Razzi al servizio per la Vis. Aurora Fazzanelli, 8-12 punteggio. Al servizio per il Capi Gruppo Volano Volley va la numero 8 Giulia De Monti. Ancora Giulia De Monti al servizio per Volano Volley. Infrazione di quarto tocco. Volano Volley si passa su 10-12. Cambio per la Vis, esce la numero 9 Erika Mascotti ed entra con il numero 1 Angelica Rizzo. Ancora Giulia De Monti al servizio.
Angelica Rizzo al servizio per la Vis. Ancora Angelica Rizzo al servizio. Allora, Valvanelli 11-14. Martina Castanelli al servizio. Quindici a 11. Cambio per Volanole, esce la capitana Martina Castanelli ed entra con il numero 16 Angelica Pizzer. Angelica Pedrotti al servizio per la Vis. Violenza 16-11. Ancora Pedrotti al servizio per la Vis. La 16 è Angelica, vero? 17-11. Ancora per la Vis al servizio Angelica Pedrotti. Cambio. Giorgio Bononi entra al posto della numero 12 Margaret Blake per Volano Volley. Mentre il servizio per la Vis dalla numero 17 Angelica Pedrotti. Servizio out. Vale 12-18. Aurora Pasanelli al servizio per la Volano Volley. Qualcosa, Fabio? Siamo alla 12. Sofia Zadra al servizio. Cambio per il capigruppo Volano Volley. Esce la numero 7 Rita Castanelli ed entra al suo posto con il numero 6 Charlie Cristoforetti. Al servizio per la Vis Sofia Zarra con il numero 19. Ancora Zadra al servizio per il Vis. Cambio per
Sofia Zadra al servizio per la Vis. Pallone. 23-12 il punteggio. Ancora Sofia Zadra al servizio. Giorgio Baroni 13-23. Daniela Salvati al servizio per la capogruppo Lana Volley. Ancora Salvati al servizio. Adesso c'è la palla set per la Vis. Si prepara con il numero 5 Nicole Pretti. Se lo giudica la Vis che si porta sull'1-0. Ricordiamo a tutti coloro che sono in collegamento col canale YouTube Lana Volley Channel che il nostro canale YouTube trasmetterà in diretta streaming tutte le partite della Serie C, ovviamente qui in diretta sul nostro canale YouTube, e per chi volesse anche vivere le emozioni della prima squadra del Volana Volley, la Rosoplas Volana Volley, può sempre seguire le nostre partite qui sul canale YouTube Lana Volley Channel. Tra pochi giorni inizierà la prima fase dei playoff promozione dove la Rosoplas si può giocare un grandissimo posto, quello di ambire alla Lega dei Professionisti, la Serie A2, in caso di vittoria dei playoff promozione.
commento. Perché ti ha data la batteria. Non so se è perché appena si surriscalda per via della batteria si spegne, come si dice, si spegne per precauzione, però. Il punteggio. Arriva il time out per la squadra di Michele Brembilla. Le squadre stanno rientrando in campo con un punteggio di 11-8. Di nuovo buona difesa sul canale YouTube, volando Volley Channel. Siamo sul 12-8. Punteggio. Eleonora Cataldi al servizio per la miss, ma prima c'è il cambio per la categoria volare volley. Entra la numero 6 Sharon Pisotti al posto di Elita Cartonelli. Servizio out, 9-13 punteggio.
Sharon Cristoforetti al servizio. Maria Rakic al servizio. Allora, Faldanelli 10-14. Al servizio per la Capi Grupolare vuole si prepara Giulia Rimonti. Angelica Rizzo al servizio. A 10. Ti suggerisce che la Bisoffia a Vicenza. Che cazzo c'entra la Bisoffia a Vicenza? Ma se ho detto Sharon Cristoforetti, mica Sharon Bisoffia. Allora, Faldanelli 11-16 punteggio. Avrà sentito se Al servizio la capitana Martina Castanelli. avrà sentito se lui. Però ho detto Sharon Cristoforetti, non ho mai detto Sharon Bisoffia. So che la trae la Sharon. Siamo sul 12-16 adesso. Ancora la capitana Castanelli al servizio. Aurora Faldanelli 13-17. Cambio per la Capigroup Volano Volley. Rientra Elisa Castanelli al posto di Sharon Cristoforetti. Aurora Faldanelli al servizio. Sotto 13. Sofia Zalla al servizio. Per ora al servizio 14-18. Daniela Salvati al servizio. Giorgia Boroni
Siamo adesso sul 15-18. Ancora Daniela Salvani al servizio. Sara Presi Domini. Vince a 15. Time out discrezionale richiesto dal coach Brembilla per il Volare Volley. Basta che sto braccio. Non lo sai, già sul computer non so, sarà già la terza volta in pochi giorni che con la batteria attaccata si spegne appena si riscalda. Ma sai cosa? Devi tenere un po' più alto. Così mi fai la ventola sotto. prende più dovrei alto. portarmi dietro la Mettici quello adesso sotto. Tieni un po' più sollevato. Sì, ma visto. No, sotto proprio, come Però spessore. era qui che esce il calore. Era qui che esce il Ma calore. la ventola sotto prende da sotto l'aria. Squadre nuovamente in campo di un punteggio di 20-15 per la Ritz. Vabbè, mi porto la ventola la prossima volta. Sì, però ti stavo dicendo, se tu lo tieni così, sollevato, dovrebbe andare meglio, no? 16-21 nel corso del secondo set. Aspetta, lo sollevi un attimo, così prende anche. Giorgio Romano al servizio. Dici così, però si inclina troppo. Esatto. Si inclina troppo, vedi che non 22-16. calcoli di lancio sono mica difficili. Non servirebbe qualcosa di un po' più lungo comunque, perché mi inclina, lo fa storto il mio braccio. A questo punto Casanelli. No, Cazzanelli. Stacco punto Cazzanelli. Elisa Cazzanelli 17-23. E va proprio al servizio l'autrice dell'ultimo punto, Elisa Cazzanelli. A 17 set ball per la Miss. Maria Rakic al servizio per la Miss. Ora Pasanelli annulla la prima palla set. 18-24. Al servizio la numero 8 Giulia De Monti.
Seconda palla set annullata, 19-24. Ancora Giulia De Monti al servizio. Anche il secondo set si conclude 25-19 punti in favore della Lavis, che si porta su 2-0. Oh, basta togliere la batteria e già si surriscalda con meno difficoltà. Comunque è assurdo pensare che no, ma adesso è fredda, però in realtà la batteria non era neanche fredda, non era neanche calda, è solo che Te la tengo, se te la tieni così. però vedi che c'è il buco lì No, sotto. no, tieni. Ah, così. Te tieni così, prendi aria qui da sotto. Senti com'è caldo qua. Qua, metti la mano qua sotto. Perché questo è il punto dove Hai capito? Così prendi un po' più aria. Metti musica là. se è bassa. È più anche di questo non va. Che è rimasto. No, ma ci sono 2 o 3 tracce di questa playlist che sono bassissime. Intanto a tutti gli amici del canale YouTube Volano Volley Channel che ci stanno seguendo, vi volevo dare delle informazioni a proposito delle prossime partite della nostra società del Volano Volley. Ricordiamo che questa domenica la Serie C affronterà a Bolzano la società dell'SSV Bozen, mentre la prima partita della Serie B1, la formazione della Rotoplas Volano Volley allenata da coach Luca Parlatini si svolgerà domenica 16 maggio alle ore 19 al Palarotti di Castellassano. Quella partita sarà in diretta streaming commentata dal sottoscritto Lorenzo Minacapelli per la regia di Alan Carloffa. Non mancate perché è un appuntamento importantissimo per la società, la prima esperienza nei playoff promozione che vi ricordiamo può valere la promozione in Serie A2, quindi non mancate e avvisate tutti i vostri amici. Se lui comincia a mettere in difficoltà libero, mettere dei punti, tu guarda poi, loro dicono quando gli hanno dato la palla corta, la palla in figura lunga, non ha mai difeso. Siamo pronti per l'inizio del terzo set, la VIS conduce la partita per 2-0, vi ricordiamo che in seguito alle regole del volley, se la VIS vincerà questo set, la partita si concluderà. Ma la Capi Group è pronta per dare battaglia e non vuole assolutamente arrendersi e lasciare 3-7-0 alle loro avversarie.
Primo servizio affidato al capogruppo Martina Castanelli. Il primo punto del terzo set e della capogruppo Volano Volley 1-0. Ancora la capitana Martina Castanelli al servizio. Uno pari. Erika Mascotti al servizio per la vinta. Attacco out. Aurora Padanelli al servizio. Computer, ti prego, non si spegne più. Faccio una Ho doppia sentito figura. come era caldo proprio, sì. Sì. Due pari. Eleonora Cataldi al servizio. Tutto sotto lì. 3-2. Time out discrezionale richiesto dal coach Premilla per il capogruppo Volano Volley. Allora, o si è inceppato il sistema di ventole, o mi sembra assurdo perché abbiamo fatto rinascere neanche un anno e mezzo fa, come cazzo fa già a impiantarsi lui? Squadra nuovamente in campo, 3-2 punteggi per la vinta. E questo già ora di cambiare. Tre pari di punteggio. Daniela Salvati al servizio. Il punteggio. Tiziana Tessadri. Quattro pari. Dai, bionda! Giorgia Bonomi al servizio. Cinque a 4. Caterina Nicole Preti al servizio.
5 pari, figurate, 6-4. Ancora Nicole Preti al servizio. Giorgia Bonomi, 5-7 punteggio. Contro la Viz 6 pari. Ancora Erika Castanelli al servizio. Valentina Cristofaro. Invasione contro la Miss. Di nuovo la parità, 7 pari. Giulia De Monti al servizio per la Capitol di Volano Volley. Maria Rakic al servizio. Ancora parità, 8-8. Nella Capi Group Volano Volley si prepara la nostra capitana Martina Castanelli. Non è 9-8, scusa. Erika Mascotti al servizio, 9-8 per la Viz. Dieci a 8 punteggio. Ancora Erika Mascotti al servizio. Brava cosa, lo trovo a dirlo io. Vedi, giusto. Servizio out, 9-10. Aurora Patanelli al servizio. Vicky!
Eleonora Cataldi al servizio per la Vis. Palla di portata contro la Vis. Ora il punteggio è di 11 pari. Daniela Salvati al servizio. Tiziana Tessate al servizio. Giorgia? Giorgia. La nostra bomber Giorgia Bonomi Dai bionda! che va al servizio. Primo vantaggio della Capri Volano Volley 13-12. Ancora Giorgia Bonomi al servizio. Elisa Castanelli 14-12. Dai bionda! Ancora Giorgia Bonomi al servizio. Quarto tocco. Ora il punteggio è di 13-14. Nicole Preti al servizio per la Vis. Allora al servizio 15-13. Elisa Castanelli. Però prima c'è il cambio, esce la numero 5 Nicole Preti per la numero 1 Angelica Rizzo. Solo un cambio per la Vis e il secondo cambio per la Capi Volano Volley è Elisa Castanelli che lascia il posto alla numero 16 Angelica Rizzo. Giusto? Non stavo nemmeno guardando, quindi sono le dita fuori, la gente che 16-13 punteggio. Sara Previstomini entra al posto della numero 9 Erika Mascotti per la squadra della Vis. Angelica Piper al servizio. Castanelli 17-13 e time out discrezionale il primo della partita per coach per il Sinotto per la Vis. l'avevo pronunciato giusto perché per me sarà difficile. Non che il mio sia tanto per il Sinotto. Per il Sinotto. Quello è complicato, perché il mio non è tanto semplice comunque.
Vai bionda Cesare! Squadre nuovamente in campo, 17 Capigruppo Volano Volley, 13 West, Navis, Canta di Trento. Al servizio con il numero 16 abbiamo ancora Angelica Pizzer. Back out 18-13. Ancora Angelica Pizzer al servizio. A 18 Caterina Pizzini ancora lei al servizio per la Vis. Coach Brembilla chiama il time out discrezionale per il Capigruppo Volano Volley. Squadre nuovamente in campo, risultato 18-16 per il Capigruppo Volano Volley. Caterina Pizzini al servizio. Allora, Pasanelli, 19-16. Cambio per il Capigruppo Volano Volley. Giulia De Monti, numero 8, lascia il posto alla numero 6, Sharon Cristoforetti. Ed è proprio la giovanissima Sharon al servizio per il Capigruppo Volano Volley. Diciassette 19. Maria Rakic al servizio. Daniela Salvati vale il punto del 20-17. Ora al servizio la nostra capitana Martina Castanelli. A 20. Sara Previsionini al servizio. Ancora Previsionini al servizio per la Vis. Bonomi 21-19. Cambio per la Vis. Entra il numero 5 Nicole Preti ed esce la numero 1 Angelica Rizzo. Il secondo cambio esce la numero 18 Sara Previtomini
ed entra la numero 9 Erika Massotti. Cambiato la diagonale. Cambiato la diagonale. Sì, stavo calcolando i cambi. Con quelli cambi così. No, ha chiuso il cambio. Ha chiuso il cambio. Sì, però in È entrata con la 9, ha fatto uscire e l'ha fatta rientrare. no, lo so, però no, stavo calcolando se avevo, non stavo sbagliando i numeri intanto che entravano. Aurora Tadane al servizio per capogruppo, Lana Volley. Sono 20-21 adesso. Eleonora Cataldi al servizio. Parità. Bonomi! 22-20 e time out per coach Perizio Notto ed adesso non si scherza più. Sto a sentire Boschi tutte le volte e non dire questo colpo che porta sfiga e non urlare così. Sto qua si addormentano. Vabbè, a parte che sto qua serviva lui. Però lui Bello scambio, bello scambio. no, ma poi errori da entrambe le parti. Le squadre stanno rientrando in campo sul 22-20 e prima del servizio un altro cambio. Giulia Di Monti rientra al posto di Sean Cristoforetti. Daniela Salvati al servizio, prima però tutto regolare. Daniela Salvati al servizio. Ventuno 22. Tiziana Tessari al servizio. Parità 22 pari. Ancora Tessari al servizio. Giorgia Bonomi 23 pari. Guarda e vincente! Pallasetto per il capitulo della Volley. Quattro pari. Peccato davvero, cazzo.
sguardo da destra c'è il match ball per la Vis. Incontretti. Che non vuole chiudere la partita. 25 pari. Elisa Caponelli al servizio. Torna in vantaggio la Capi Group 26-25. Ancora Elisa Castanelli al servizio. Sei pari. Caterina Pizzini al servizio. Ancora pallamento per il Lavizio. Ancora Pizzini al servizio. Nuovo servizio. 27 pari. Giulia De Monti al servizio per la Capi Group con la volley. Match ball nelle mani di Maria Rakic. Diciotto, 29-27. Dopo una grande battaglia in questo terzo set, la Vis si porta a casa l'intera posta in palio. La West la Vis in casa di Trento batte per 3-0, Capi Group Volano Volley, ma grandi applausi anche per questo bellissimo terzo set, anche il secondo set della Capi Group che man mano che la partita andava avanti ha iniziato a giocare sempre meglio, fino quasi a vincere il terzo set. Allora, l'appuntamento con la Serie C è per domenica alle ore 18 a Bolzano. Saremo in diretta sul canale di Volano Volley Channel, dove le ragazze in corsa in villa tenteranno l'assalto a una vittoria che vale oro per la nostra squadra, che piano piano cresce sempre giorno dopo giorno. Vi auguriamo tutti una buona serata. In realtà forse questo era coglionato che ho detto domenica, ma in realtà è sabato. Sì, sabato, tranquillo. Tanto poi lo metti su qua. E la diretta dici? Sì, sì, quella
sala.